A San Giuseppe i pasticceri napoletani facevano la nottata per friggerle ad una, le zeppole fritte napoletane. Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo le zeppole di San Giuseppe fritte, le vere zeppole di San Giuseppe fritte, quelle belle alte, come si fanno a friggere e farle belle alte. L'impasto è differente dalle zeppole a forno, questa è la vera zeppola fritta. Andiamo a fare sul fuoco sempre una pasta a bignè, però diversamente. Mettiamo l'acqua, burro e sale. Ovviamente il burro si può sostituire allo strutto, come già ho fatto in altri miei video, si può anche sostituire con olio. Adesso inseriamo la farina setacciata. Giriamo bene con forza questo impasto perché è un composto abbastanza duro, non è come quello della zeppola a forno. L'impasto si può anche togliere dal fuoco non appena abbiamo messo la farina, è diventato un solo impasto. Lo togliamo dal fuoco e inseriamo le uova, facciamo raffreddare giusto 2-3 minuti. Ad impasto ancora caldo io vado a fare stesso in questa pentola con cucchiaio di legno, inseriamo un uovo, mescoliamo finché non si assorbono le uova una per volta. Questa operazione si può fare sia in planetaria che a mano o con uno sbattitore elettrico. Adesso che l'impasto è un po' più raffreddato, posso mettere anche la mano all'interno e lo vado a impastare a mano, si fa molto prima. Come vediamo l'impasto è pronto, deve essere cremoso ma tenace nello stesso tempo. Allora, impasto pronto, bocchetta riccia di 12-14 massimo, mettiamo il foglio di carta da forno, una teglia un po' unta, così non si stacca durante, quindi andiamo a stampare in questo modo. Per la zeppola fritta conviene sempre usare un sac à poche di stoffa perché l'impasto è molto più duro ed è faticoso poi a strizzare durante la lavorazione se rimane un po' di impasto. Poi può fuoriuscire anche il beccuccio dal sac à poche di plastica o altri tessuti perché è un impasto duro. Le zeppole sono pronte, adesso prepariamo l'olio, possono restare anche all'aria più di un'ora. Mettiamo l'olio, io inserisco lo strutto, andiamo a tagliare ogni singola zeppola incidendo un quadrato in modo tale che tagliamo tutte le zeppole e verranno immerse una per volta nell'olio. Per fare la prova dell'olio possiamo mettere anche una piccola pallina di impasto nell'olio per vedere se è pronto. Dovrà arrivare più o meno alla temperatura di 165 gradi. Immergiamo le zeppole nell'olio. Capovolte. Diciamo che negli altri video ho fatto vedere che si possono mettere anche un po' in forno, mentre in questa versione abbiamo risparmiato di fare, diciamo, un'altra operazione in forno, mentre lo mettiamo direttamente nella padella. Si devono girare continuamente le zeppole affinché avvenga una cottura omogenea e non si aprono tanto nell'olio.
Regoliamo sempre l'olio basso di temperatura all'inizio e poi man mano quando si tende ad asciugare e a colorire possiamo alzare anche un po' la gradazione e poi di nuovo abbassare. Quando ben fredde le mettiamo nel vassoio, guardate che spettacolo. Adesso prepariamo la crema pasticcera. Prepariamo la crema pasticcera alla napoletana, quella bella densa, per fare il riccio sulla zeppola. Mettiamo in un recipiente zucchero e farina setacciata, in questo modo. A questo punto inseriamo i tuorli. A questo punto inseriamo una piccola quantità di latte bollente o anche freddo, tanto poi ne recuperiamo sul fuoco, sarà un po' di tempo in meno. Inseriamo una piccola quantità di latte nel composto. Creiamo una pastetta dura affinché non si formino dei grumi e inseriamo man mano poi il latte all'interno in piccole quantità. Quando il composto è ben denso e amalgamato possiamo inserire anche tutto il latte insieme. In questa fase ci sono stati problemi di emulsione e si presentano grumi, potete frullare il composto con un frullatore a immersione prima della cottura. Mettiamo una buccia di limone prima della cottura e vaniglia, bacca o qualsiasi modalità di vaniglia va bene. Portiamo a cottura fino al totale assorbimento dei liquidi. Quando arriva a bollore è pronto. La crema è giunta al bollore, quindi togliamo i pezzi di limone. Prima del totale raffreddamento sbattiamo un po' con una frusta. Passiamo in un recipiente. In fase di raffreddamento un pizzico di sale. Le zeppole sono pronte, la crema è raffreddata, mettiamo un sac à poche. La bocchetta è uguale a quello che abbiamo fatto la base della zeppola. Buchiamo una zeppola e mettiamo la crema prima all'interno. Se siete riusciti a fare, come nel mio caso, un giro stretto facendo anche un corpo interno, si possono riempire anche un po' all'interno e poi all'esterno. Mettiamo zucchero a velo. Adesso il riccio di crema, o rosa di crema, detta napoletana, un riccio di crema. Se le vostre zeppole in effetti risultano solo con un giro largo, mettete solo la crema esternamente, anziché metterla all'interno come ho fatto io. Fate un bel riccio in questo modo. Mettiamo amarene esternamente. Ragazzi, veramente uno spettacolo, credetemi, veramente uno spettacolo.